Buon pomeriggio signori e signori, benvenuti allo stadio Fattori dell'Aquila per il 13° turno del campionato di eccellenza fra l'Aquila e FMCZ Rugby Rovigo Delta. E per come stanno andando le cose, sì, è assolutamente, credo, la definizione giusta. Rapido il tallonaggio dell'Aquila, ma molto rapido anche Edo Lubian ad andare a portare immediatamente indietro Boccardo. Riconquistiamo l'ovale, attenzione Rovigo. Sì, è Giorgio Bronzini che riesce a fintare il passaggio all'arco. Questi 2 punti aggiuntivi dati dal toccato di Giorgio Bronzini, così è ghiotto possibilità comunque di fare un buon lavoro qui e guadagnare spazio ancora di più. Attenzione, buco centrale di Francesco Menon, buona giocata di Rovigo, alimenta l'azione, c'è il sostegno della squadra rossoblu ancora al limite dei 22, la giochiamo, siamo in moltissimi, buca Lucio Rodriguez, Lorenzo Lubian. Ecco la tassa del cartellino giallo è arrivata immediatamente, un coltello nel burro, insomma. 2 minuti dopo la meta di Giorgio Bronzini, arriva quello anche di Lorenzo Lubian. Saperla leggere, saperla interpretare, come è stato poco fa tra l'altro. Oh mamma mia, anche questa molto bella con Lorenzo Lubian, vediamo se va Lorenzo. È stata bellissima azione anche questa con Dennis che ha imbeccato Lubian al largo. Adesso, andiamo molto bene, direi. La difesa abruzzese era stretta, Menon ha avuto 0 problemi a segnare, quindi è veramente efficace quello che si sta facendo in questa parte di partita. Irregolarità e queste leggerezze le paghi caro, soprattutto se il gap tecnico è diverso, qual è insomma tra Rovigo e l'Aquila, e sembra Rovigo che voglia incrementare. Lucio resta in piedi, Lucio, e se ne va. Easy, Questa è un po' leggerini gli aquilani, proprio dei rodigeni, in particolar modo di Killon, che sta cercando di far giocare la squadra il più possibile. Pasticciata la nostra mischia ordinata. Ancora bravo Alberto Killon che riesce a bucare bucare Menon, e se ne va Enrico Luchin, e adesso questo non lo prendi la più. Segna. Nel momento in cui tu sposti la chiusa come io sposto la mia, mi lasci un grande corridoio aperto, quindi Jacques Monberg. Ancora vivo con Killon, si allarga la corsa Lucio Rodriguez, attenzione Luchin deborda e lascia sul posto. E in un'altra occasione l'Aquila non è mai venuta più nella metà campo del ha lasciato il velo con Donofrio, sì, la sua prima stagione a Rovigo. La presa di Matteo Maran, andiamo a impostare un drive, strappa Riedo, coda del drive e se ne va Jack Riedo, con la meta di Jack Riedo appena entrato. Ti devo dire una cosa, perché domenica mattina c'è che si è verificata, a meno che non sia entrato anche Bordonaro, e c'è Bordonaro, non l'ho visto, è entrato Bordonaro al posto di Tenga. Ah, perfetto, quindi 2 cambi. Attenzione Biffi che era entrato 2 minuti fa anche lui. Abbiamo preso una meta con estrema facilità. Lui della generazione Edoardo Lubian e Bibi Quaglio. Giovanni Kirk. Allora, fa un po' di ordine, ho dai. ricostruito tutto, Vediamo intanto se ricostruiamo anche un'altra meta, Lubian, sì, Bernini, meta. È uscito, scusami. Quali possono essere le aspettative e i desideri, insomma, di cosa preferire da portare a casa. Pick and go per l'Aquila che cerca in ogni modo di andare oltre la linea di meta rodigina. Ci sta quasi riuscendo, Bordonaro riesce a bloccare l'avanzata proprio di Rimpettaio, ma non stavolta, per cui autore della prima meta aquilana, se riuscirà ad infilare l'H, mi sembra buona la traiettoria. Non c'è corridoio. Maran alla presa, Edo Lubian con l'ovale in mano, sostenuto dai compagni. Ancora Edo, ultimo tassello di questo drive avanzante, gira, attenzione Edo Lubian, e questa c'è la meta. Alberto Killon, niente, Edo Lubian, quindi sì. Assolutamente tutti quelli che hanno minutaggi minori e che hanno bisogno di giocare e di fare la loro parte, quindi è giusto che sfidino gli abruzzesi. Pavarin col pallone in mano, attenzione che te l'ho detta Antonio, Gli ha rubata Bernini, la palla Pavarin. Bernini quest'anno qui alla corte rosso-blu, diciamo in un piccolo raggio, basta che comunque lui ti veda. Quindi
diciamo un po' meno fiscale, un po' più, favorisce un po' più le ripartenze. Attenzione Bernini, Eccolo, Bernini, eccolo. Bernini. Meta di Bernini. Anche la sfida di sabato prossimo quando ospiteremo il Mogliano Rugby. Direi proprio di sì. Finisce il match al Fattorio, Rovigo vince 75-17.